18enne incinta contrae il coronavirus, all'Annunziata di Cosenza si procede con cesareo protetto. A 9 giorni dall'apertura delle scuole in Calabria mancano banchi e mascherine, gli istituti si attrezzano come possono. 3 persone ferite in manette a Cosenza sono accusati di aver sequestrato i figli di un commerciante per estorsione spagnolo, fatto gravissimo. Primo Ciacca a Palazzo Salfi a Cosenza per il film Ostaggi, tra i volti noti Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Cesare Bocci, il cinema Nuova Primavera per la Calabria. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, come abbiamo sentito anche dai titoli, una donna incinta risultata positiva al coronavirus è stata ricoverata all'Annunziata di Cosenza, dove è stato eseguito il parto protetto che prevede tutte le misure di protezione e sicurezza. Il bimbo pesa 4 kg e sta bene. Si tratta del terzo parto Covid in sicurezza che viene eseguito nel nosocomio cittadino in una sala operatoria dedicata. Sta bene ed è negativo al coronavirus. Il bimbo dato alla luce all'Annunziata di Cosenza da una giovane mamma risultata positiva. La donna è stata sottoposta a tampone una volta entrata nel reparto di ostetricia e ginecologia. Eseguiamo i tamponi a tutte le pazienti che entrano in ricovero proprio per effettuare uno screening e grazie a questo screening abbiamo evidenziato la positività per il Covid-19. Quindi la paziente è stata trattata, è stata stimolata al parto spontaneo perché questa era l'indicazione medica in prima battuta, in un'area totalmente protetta, che poi è l'area del percorso Covid che noi stiamo comunque mantenendo attivo nel corso del tempo, nel corso dei mesi. La paziente non ha esitato in un parto spontaneo, per cui abbiamo proceduto a un taglio cesareo. Taglio cesareo che è stato effettuato in una sala operatoria del blocco operatorio dell'Annunziata, assolutamente dedicata alle pazienti Covid, ai pazienti Covid positivi o alle pazienti sospette Covid ed è stato effettuato questo taglio cesareo, da cui è nato un bel bambino, un maschietto di 4 kg di peso, assolutamente sano e in buona salute. Ma c'è il rischio che il bimbo possa essere contagiato dalla mamma? Questo rischio è pressoché nullo, prossimo allo zero praticamente. Escluso anche il rischio che la paziente positiva abbia potuto contagiare le altre pazienti presenti nel reparto. Proprio per scongiurare tale tipo di rischio, noi abbiamo effettuato i tamponi all'ingresso a tutte le pazienti e abbiamo predisposto comunque un controllo di tamponi epidemiologicamente corretto per tutti gli operatori sanitari e per tutte le pazienti comunque che erano all'interno del reparto, quindi in sicurezza e in garanzia assoluta nei confronti degli operatori e delle pazienti. A 9 giorni dall'apertura delle scuole in Calabria ancora mancano banchi e mascherine, gli istituti si attrezzano come possono. -9 al suono della campanella per le scuole calabresi e tanti istituti della nostra regione sono work in progress. I banchi restano il primo vero tabù di questa riapertura delle scuole. In tutto il nostro paese sono in consegna, ma per fortuna molti dirigenti sono stati previdenti. Qui siamo all'Istituto Comprensivo Fausto Gullo di Cosenza e vedete, le aule sono pronte con tutte le restrizioni previste per ospitare gli studenti. Siamo pronti anche perché abbiamo lavorato molto, abbiamo impegnato le risorse che ci sono state assegnate in maniera anche preventiva perché sin dal mese di maggio-giugno ci siamo preoccupati di acquistare una dotazione di banchi monoposto. Non sono stati molti perché voi sapete che l'utenza nostra è di 1200 alunni, ne abbiamo potuti comprare solo 350, ma li abbiamo equamente distribuiti rispetto alle esigenze dei singoli plessi in tutti i plessi, soprattutto nella scuola primaria. Non abbiamo avuto banchi ancora dal Ministero, li aspettiamo, speriamo che arrivino al più presto proprio per completare questa dotazione per tutti gli alunni.
ma anche le mascherine che il commissario Arcuri ha assicurato di consegnare in tempo debito a tutte le scuole d'Italia sono arrivate al momento in piccola parte e ognuno si è organizzato come ha potuto, utilizzando i risparmi per comprare i dispositivi di protezione individuale. La dirigente Filomena Lanzone ci spiega quali sono stati i percorsi intrapresi per favorire la riapertura, visto che la scuola è un vero e proprio banco di prova per la ripartenza dopo giorni della pandemia. La nostra situazione era una situazione abbastanza favorevole, sono stati necessari solo pochi interventi che non erano interventi di natura strutturale, ma diciamo interventi di manutenzione leggera che si sono effettuati e sono stati eseguiti sia soprattutto nei plessi di scuola primaria della scuola Falcone dell'infanzia di Viale Cosmai, quindi so per certo, perché questi lavori li stiamo seguendo, che queste operazioni si stanno concludendo e quindi il Comune è stato, devo dire, puntuale, nel senso che si è preoccupato di capire se le nostre richieste venissero soddisfatte, cioè ha monitorato continuamente l'esecuzione di questi lavori. La manutenzione purtroppo è stata deficitaria negli anni passati. In ogni caso è questa una scuola che non ha proposto all'utenza doppi turni perché non era necessario, non ha richiesto all'utenza nemmeno spostamento di alunni in altri locali esterni alla scuola, per cui il lavoro che è stato fatto con le nostre risorse e con le nostre forze. Speriamo che vada tutto bene, perché comunque è sempre un momento difficile quello della ripartenza. Intanto, in vista proprio dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Comune di Cariati prepara i test sierologici per oltre 600 studenti. Il Comune di Cariati ha predisposto i test sierologici per oltre 600 studenti, screening che inizierà il prossimo 19 settembre. Noi siamo partiti dai giovani perché pensiamo che i giovani siano quelli che devono essere tutelati di più dopo un'estate vissuta, anche se cercando di fargli rispettare tutte quelle che sono le normative anti-Covid, però ovviamente i ragazzi, si sa, hanno un atteggiamento completamente diverso rispetto agli adulti e quindi è giusto verificare se sono appunto Covid free, in modo tale da poter stare tranquilli all'interno della struttura scolastica. Il test sarà effettuato su tutti gli studenti degli istituti superiori di Cariati. I ragazzi sono 621, abbiamo avuto la massima collaborazione e la massima adesione da parte della dirigente Aiello, che ha accolto bene l'iniziativa, e anche la collaborazione di diverse associazioni, tra cui l'Avis, che metterà a disposizione medici ed infermieri proprio per fare materialmente il test ai ragazzi all'interno della palestra dell'istituto. Adesso il consueto bollettino della Regione Calabria. Sale di poco la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi casi. Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 174.778 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.722, 4 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 173.056. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 13 in reparto, 30 in isolamento domiciliare, 187 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 13 in reparto, 2 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare, 462 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 5 in reparto, 92 in isolamento domiciliare, 304 guariti e 19 deceduti. A Crotone 20 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 8 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.766. Proseguiamo con la cronaca. 3 persone sono state arrestate dalla polizia a Cosenza con l'accusa di sequestro di minore a scopo di estorsione. Si tratta di un fatto estremamente grave, così ha commentato il procuratore Spagnolo. Sentiamo. Pretendevano il doppio della caparra versata per acquistare dei mobili ancora non consegnati e per ottenere quanto chiesto hanno malmenato un imprenditore e sequestrato i suoi figli minorenni.
una brutta storia avvenuta tra Catanzaro, San Lucido e Cosenza. Nel mese di luglio la contrattazione per la compravendita. Ieri l'incontro a San Lucido tra la donna acquirente e il mobiliere alla presenza di due individui animati da cattive intenzioni. Dall'accesa discussione si è passati alle maniere forti. L'uomo, trasportato a Cosenza in via degli Stadi, è stato picchiato selvaggiamente e i suoi figli che lo avevano accompagnato sono stati prelevati e portati in un'abitazione dalla donna. L'imprenditore ha denunciato aggressione e sequestro alla polizia, che ha immediatamente individuato l'abitazione, liberando i ragazzi di 16 e 10 anni. La donna, una 31enne cosentina, e due uomini di etnia rom sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di minori a scopo estorsivo. Una brutta storia che ha avuto un passaggio assolutamente sconvolgente dal punto di vista non solo criminale, perché il fatto che delle persone intendano valersi di questo rapporto assolutamente coercitivo su due minori per pretendere delle somme di denaro è un qualcosa che lascia estremamente perplessi, perché sta ad indicare appunto il fatto che questa gente della libertà e del rispetto nei confronti della psicologia di due giovani fanciulli non ne avevano alcun tipo di cura. I due ragazzini poi sono stati sentiti, la vicenda si è chiusa con grande rapidità per fortuna. La vicenda dal punto di vista criminale si è chiusa nel senso che una volta ricevuta la denunzia la polizia giudiziaria ha immediatamente operato, abbiamo rinvenuto i due ragazzi che sono stati restituiti al padre, sono stati ricostruiti i fatti. Dal punto di vista sociale invece è un vulnus importante. Non è possibile che delle persone ritengano di potersi fare giustizia da sé in questo modo. Il problema, ripeto ancora una volta, non è un problema di carattere solo penale, è soprattutto un problema di carattere sociale, di carattere culturale, che deve far riflettere tutta la collettività. Inchiesta Rinascita Scott, ci sono due nuovi collaboratori di giustizia. Rinascita Scott, la madre di tutte le inchieste contro l''ndrangheta, è fonte di continue sorprese investigative. Nello scenario della mega indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro entrano a pieno titolo due nuovi collaboratori di giustizia, nomi di peso della mafia calabrese, non elementi di primissima linea, ma di certo capaci di arricchire la già corposissima documentazione acquisita dall'accusa. I due collaboratori si chiamano Michele Camillò e Gaetano Antonio Cannatà. Il primo è sotto processo perché accusato di 416 bis, era organico al cartello Camillò Pardea. Il secondo, inserito nell''ndrangheta a pieno titolo, è a processo per associazione mafiosa finalizzata all'usura. C'è poi da considerare la situazione dei fratelli Michele e Nicola Larrobina, imputati per segreto d'ufficio. Le loro dichiarazioni sono state depositate. Molta attenzione è riservata anche alle dichiarazioni rese dall'ex magistrato di Catanzaro Marco Petrini, arrestato pochi mesi fa per corruzione in atti giudiziari. La sua collaborazione con i PM potrebbe aprire nuovi scenari circa il coinvolgimento di avvocati e professionisti. Insomma, un monte dati enorme che nella fase dibattimentale, ma anche per il processo che sarà celebrato con rito abbreviato, comincerà questo a Vibo il 9 ottobre prossimo, sarà oggetto di un confronto serrato. Oltre 40.000 pacchetti di sigarette sono stati rubati nella notte nel deposito dei Monopoli di Stato a Castrolibero, centro alle porte di Cosenza. I ladri, con l'ausilio di un furgone, sono entrati nel deposito utilizzando il cosiddetto metodo della spaccata e hanno prelevato una quantità di sigarette pari ad un valore di oltre 200.000 euro. E questa mattina rapina all'ufficio ACI di via Aldo Moro a Cosenza, bottino 10.000 euro. Chiuso per rapina l'ufficio ACI di via Aldo Moro a Cosenza, è accaduto nella tarda mattinata di oggi. 3 persone con il volto coperto da mascherine hanno fatto irruzione nei locali, hanno minacciato 2 dipendenti presenti in quel momento allo sportello dicendo di avere una pistola in tasca. Si sono fatti così consegnare i soldi contenuti nella cassa, circa 10.000 euro il bottino. I 3 sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Secondo alcune testimonianze i malviventi indossavano delle tute blu.
Scattato l'allarme, sul posto sono giunti gli agenti della squadra mobile di Cosenza. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Cambiamo argomento, la comunicazione pubblica, grande assente in Calabria, la denuncia è del direttore della Fondazione Giuliani, Franco Pellegrini. Nella metropolitana leggera Cosenza Rende resterà il progetto e il sogno è soltanto una delle infrastrutture inseguite per anni e mai realizzate. Stesso destino per il ponte sullo Stretto che ritorna ad animare di tanto in tanto il dibattito politico. Fattibilità, impegni di spesa, investimenti, soldi spesi di cui nessuno parla più, perché, sostiene Franco Pellegrini, direttore della Fondazione Giuliani, manca la comunicazione pubblica, la quale ha una caratteristica fondamentale. Normalmente ha questa caratteristica la comunicazione pubblica, che si riferisce non a problemi astratti, ideologici, eccetera, si riferisce a problemi concreti, perché ad esempio un'opera pubblica si dice che si fa e poi non si fa, perché un'opera pubblica che deve essere fatta mettiamo in 3 anni, si fa dopo 15 anni, perché voglio dire, il servizio sanitario non funziona e nessuno pare metterci mano, eccetera, eccetera. Questa è la comunicazione pubblica ed è fondamentale, perché comunicazione pubblica si consente ai cittadini di essere consapevoli, partecipi della vita sociale, di giudicare l'operato di coloro che li governano, li guidano, chiamarli alla loro responsabilità, non dire sì perché quello mi è simpatico o no perché quello mi è antipatico. Decidere di contare. Senza comunicazione pubblica, vuol dire senza comunicazione, il cittadino non è cittadino. Senza la comunicazione pubblica il cittadino rischia di essere suddito, spiega. È chiaro, affinché possa verificarsi un cambiamento di rotta occorre il coinvolgimento in primis delle istituzioni. Il problema appartiene a tutti i soggetti decisori, appartiene alle autorità politico-istituzionali e amministrative, appartiene alla stampa e alle televisioni locali. Senza questo c'è il mormorio dei cittadini. C'è l'insoddisfazione non dichiarata, c'è la piaggeria, non c'è la democrazia. Parliamo di amministrative, mancano pochi giorni ormai alla data delle elezioni e tra i comuni interessati a questa tornata elettorale c'è anche Castrovillari. Ultimi giorni di campagna elettorale a Castrovillari che si prepara alla sfida del 20 e 21 settembre. 5 candidati a sindaco scesi in campo. L'uscente Mimmo Lopolito appoggiato da 4 liste, Democratici per Castrovillari, Progressisti per Castrovillari, PD e Radici per il Futuro. Giuseppe Santagada con 3 liste, Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari Città Viva, Alternativa per Castrovillari Impegno Comune. 6 liste che appoggiano il candidato del centrodestra Giancarlo Lamensa, Azione Cittadina, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Futuro Adesso, Lamensa Sindaco. 2 liste per Giuseppe Campanella del Movimento 5 Stelle, quella del Movimento Pentastellato e Sviluppo per Castrovillari e il Territorio, e una per l'unica donna in questa competizione, Vittoria Bianchi con la lista Forza Sud. L'uscente Mimmo Lopolito, vincitore 5 anni fa al ballottaggio contro Santagada per 11 voti, tenterà il bis e racconta ai suoi elettori cosa ha fatto ai progetti in itinere. Nel piano nazionale che verrà approvato in questo mese delle riforme ci sono i soldi, 209 miliardi del Recovery Fund, ci sono i soldi per rilanciare l'agricoltura con il nostro progetto che riguarda appunto la chiusura della filiera con la creazione della stazione del freddo, il parco fluviale. Giancarlo Lamensa ha la sua prima candidatura, con lui tutto il centrodestra calabrese. La sua visione è quella di fare di Castrovillari una città europea e moderna che torni ad essere il capoluogo di un territorio ricco. Vogliamo prestare la nostra professionalità, la nostra capacità alla città di Castrovillari per ridarle quel giusto impulso economico e sociale che è mancato in questi ultimi anni.
Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini oggi è assoverato per l'inaugurazione di un monumento dedicato alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, ucciso dall''ndrangheta 29 anni fa. Il tricolore avvolge la stele scoperta questa mattina assoverato alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, monumento dedicato alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, ucciso il 20 agosto del 1991 da un affiliato all''ndrangheta che il militare aveva fermato per un controllo sulla SS 106, presenti la moglie dell'appuntato Anna De Luca e i figli Alfredo e Salvatore, deposta una corona di fiori dai militari in alta uniforme. Il sacrificio di mio padre non sia vano, ha detto Alfredo, uno dei figli, sottolineando come il ministro il valore della memoria. Credo che sia la testimonianza del senso di riconoscenza della comunità di Soverato a Renato Lio e la solidarietà e la vicinanza alla sua famiglia. Credo che sia una testimonianza questa che supera i confini di questa comunità, è una testimonianza che ha un valore nazionale, una testimonianza di chi ha sacrificato la propria vita per affermare i principi di legalità e di giustizia, sprezzante del pericolo, e così come viene realizzato quotidianamente da tanti carabinieri e esponenti delle forze dell'ordine in tutto il nostro paese. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il ministro si è soffermato sull'apertura delle scuole. L'apertura delle scuole è sicuramente un fatto importante per i ragazzi che ci recano a scuola dopo tanti mesi in cui le misure sanitarie hanno impedito loro di recarsi a scuola. È importante per le loro famiglie, è importante per gli insegnanti e tutti gli operatori della scuola, ma ha anche un grande valore simbolico, le nuove generazioni, e quindi significa guardare al futuro dopo un'emergenza che l'Italia ha combattuto, ha vissuto con grande senso di responsabilità, innanzitutto da parte degli italiani che sono stati responsabili, che hanno avuto molta dignità nell'adempiere alle misure che sono state scelte dal governo, decise dal governo e dalle altre autorità competenti, e credo che l'Italia abbia dato una buona prova di sé. Cosenza e Rende diventano set cinematografico per le riprese del film Ostaggi, il primo Ciak a Palazzo Salfi. Palazzo Salfi, nel cuore del centro storico di Cosenza, diventa set in un pomeriggio di fine estate il primo Ciak del film Ostaggi, festa ed evento in cui volti noti e amati del piccolo e del grande schermo incontrano le istituzioni. Ecco Vanessa incontrata a soffermarsi dapprima con il presidente di un'industria, Fortunato Amarelli, e successivamente con il sindaco Occhiuto. Il cinema narra un'altra Calabria. È una regione che si sta muovendo in modo meraviglioso, credo. La Calabria Film Commission ha dato l'opportunità a molti giovani autori e a neoregisti come me di debuttare, ha creduto in progetti anche piccoli. Vediamo la vittoria di Pierfrancesco Favino a Venezia e credo che questa storia stava benissimo a Cosenza, che è una città che mi ha veramente sorpresa. Dove saranno girate le altre scene del film? Noi gireremo a Cosenza vecchia, Rende nuova e Rende vecchia, gireremo in questa struttura pazzesca che è il centro commerciale Metropolis. Oggi siamo al primo Ciak a Palazzo Salfi che ci ha ospitato in maniera meravigliosa. E poi gireremo anche a Rende Vecchia. La pellicola, realizzata con un budget di 1,5 milioni di euro, di cui 160.000 euro finanziati dalla Calabria Film Commission per i protagonisti, tra cui Gianmarco Tognazzi, non è la prima volta nella città dei Bruzzi. La Calabria è una terra magica, io ho la fortuna di aver lavorato spesso qui, di esserci venuto in teatro, di avere molti amici, di avere dei fratelli acquisiti come Sergio Camariere, che è di Crotone, per cui insomma io sono molto legato alla Calabria. C'è una passione calcistica che vede un grandissimo calabro e calabrese come Rino Gattuso, quindi insomma per me la Calabria è un posto magico. La nostra terra amata anche da Cesare Bocci. La Calabria sì, la Calabria ha delle bellezze straordinarie, dal mare alla montagna, alla collina. La Calabria è bella e i calabresi sono un popolo bello perché è un popolo accogliente, è un popolo
orgoglioso e è un popolo molto meglio di quello che purtroppo a volte viene descritto. Ecco. Una storia imprevedibile che la regista ha definito una commedia caratterizzata da una comica adesione alla realtà che viviamo, e per la Calabria si apre una nuova stagione. E adesso le ultime dalla borsa. Chiusura complessivamente positiva per gli eurolistini e indici americani in rialzo. Gli operatori attendono di conoscere le delibere della Banca Centrale Americana, che dovrebbe mantenere il proprio orientamento accomodante dopo aver rivisto nelle scorse settimane la strategia sull'inflazione. Il sostegno delle banche centrali continua a supportare l'azionario, controbilanciando i timori legati alla pandemia, l'incertezza sulle elezioni presidenziali americane di novembre e il rischio di una Brexit no deal. In Europa l'indice ZIO sulla fiducia degli investitori istituzionali tedeschi è aumentato a sorpresa a 77,4 punti, consensus a 69,5, mentre in Italia l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ha confermato la variazione negativa dello 0,5% ad agosto. A Piazza Affari il FTSE/MIB termina in progresso dello 0,8%, mediamente in linea con il DAX di Francoforte a più 0,2%, il CAC 40 di Parigi a più 0,3%, il FTSE 100 di Londra e l'Ibex 35 di Madrid a più 1,3%. Oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 0,5%, l'S&P 500 a più 1% e il Nasdaq a più 1,5%. Sul Forex l'euro-dollaro arretra a 1,184, mentre il cambio tra biglietto verde e yen si muove intorno a quota 105,5. Tra le materie prime riducono i guadagni e le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,9 a 40,4 dollari e il WTI a più 2,2% a 38,1 dollari, mentre l'oro si deprezza a 1.952 dollari l'oncia. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si stabilizza a 148 punti base, con il rendimento del decennale italiano in area 1%. Tornando a Piazza Affari, FCA a più 9% chiude in vetta al FTSE/MIB dopo aver rivisto i termini della fusione con PSA, abbassando la parte cash del dividendo straordinario. In rialzo anche Exor più 5,9%, Moncler più 4,35% e Nexi più 3%. Sempre al centro delle voci sull'aggregazione con SIA. Arretrano Banca Generali a meno 1,3% e Unicredit a meno 1,7%. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo in chiusura. La presenza di un'area depressionaria sul Mediterraneo centrale provocherà sulla Calabria ancora fenomeni instabili localizzati, cioè non diffusi sull'intero territorio, in un contesto termico che sarà ancora nelle medie del periodo o poco al di sopra d'esse. Domani passaggio di nubi medio-alte su quasi tutta la regione. Nel pomeriggio inoltre si verificherà il consueto aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montuose, con rovesci isolati temporali che potrebbero poi sconfinare localmente sulle aree interne dei versanti tirrenici. In serata miglioramento ovunque. Temperature massime in ulteriore lieve calo per la maggiore copertura nuvolosa. Passiamo a Mai e venti. Domani Mar Tirreno ancora quasi calmo o poco mosso, lo Ionio invece sarà quasi ovunque mosso, con moto ondoso comunque in diminuzione nel corso della giornata. Venti deboli di direzione variabile sul Tirreno, sempre in prevalenza dai quadranti settentrionali, moderati sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.